stoffe, la mansarda, 2 lettini di ferro. Siamo proprio disgraziate. Mi metterei a piangere. E il famoso baino dove mezzo nudo vi salta in letto il lattaio. La signora sta andando fuori carreggiata. La signora... Le vostre mani. Evitate piuttosto di mandar fuori carreggiata le vostre mani. Ve l'ho ricantato e ricantato. Ammorbano d'acquaio. A piombo. Che cada a piombo. Oh sì, fate che lo strascico cada bene a piombo. Battona. La signora si lascia trasportare. E la collana? Non spicciate, ci mancherà il tempo. E se lo strascico è troppo lungo, fateci una balza con qualche spillo di sicurezza. E tenete le mani lontane dalle mie. Il vostro contatto è immondo. Via, non esageriamo, vi si accendono gli occhi. Avete toccato la riva. Avete detto? I limiti, i confini, signora, dovete mantenere le distanze. Che modo di parlare, figliola mia. Chiara, ti vendichi, vero? Senti il momento che abbandonerai la parte. La signora mi capisce a meraviglia. La signora indovina i miei pensieri. Sente avvicinarsi il momento che non sarai più la serva. Ma è grazie a me, soltanto a me se la serva esiste. Grazie ai miei strilli e ai miei gesti. Vi sto a sentire. Lo devi a me se esisti e mi sfotti. Così poco ci basterebbe e non esisteresti più. Ma io sono buona. Ma io sono bella. E ti sfido. Ingigantisco sempre più per diminuirti ed esaltarti. Ma non mi intimidite. Io vi odio. Odio il vostro seno colmo di balsamici e pluvi, il vostro seno eburneo, le vostre cosce aurate, i vostri piedi andrati. Sì, signora, mia bella signora, credete di potervi permettere tutto fino alla fine? Credete di poter frodare al cielo la sua bellezza privandone